trattare un argomento importante, complesso e anche delicato, perché non se ne parla frequentemente, perché ci riferiamo a quello che è stato il rapporto Serenissima Repubblica di Venezia e la Chiesa Romana, quindi era un equilibrio di poteri, ma vediamo cosa ci racconta il nostro esperto storico Cesare Peris, è sempre disponibile e che noi ringraziamo. Pronto Cesare, ci sei? Pronto, Eccoci. buongiorno, anzi no, buon pomeriggio Elisa, buon pomerigio a tutti. Eccoci qua. Grazie per l'invito. Guarda che gli ascoltatori qua che ti vogliono, Grazie. ti vogliono appunto per questi temi, perché li spieghi veramente molto bene. Cesare, andiamo Grazie. subito alla tematica, un argomento Certo. di cui non si parla spesso, ma sempre No, delicato e complesso. certo. Un argomento anche importante perché Sì. è stata proprio la costruzione della storia di Venezia, cioè sul rapporto con la Chiesa di Roma e con il Papa, Sì. più che con il rapporto con l'imperatore, ci sta tutta la storia dell'indipendenza che Venezia, i veneziani, a cominciare proprio dai venetici, persegue fin dalle origini. All'inizio la contesa è tra impero e Bisanzio, no? E Venezia sta in equilibrio tra i due contendenti. Dopodiché però, con grande capacità politica e anche diplomatica, Venezia si libera di impero e di Bisanzio. Ecco quindi che il papato tenta di assicurarsene il vassallaggio e lo fa anche con blandizie e anche con doni. E però Venezia non solo respinge i doni e le blandizie, ma già con l'arrivo delle reliquie di San Marco la sua intenzione è chiara. Venezia sceglie San Marco e lo fa per un motivo soprattutto politico. Il Concilio di Mantova, dove il Papa decide, anche fortemente influenzato dall'imperatore, di ristabilire il patriarcato di Aquileia, che però è filo imperiale, e lo mette al di sopra di quello di Grado, che invece il patriarcato di Grado è filo veneziano. Venezia capisce che deve intervenire, questa cosa è pericolosissima perché avere il patriarca che sta in territorio imperiale non è il patriarca che Venezia voleva, cioè un patriarca veneziano con il quale poi lei potesse confrontarsi, diciamo così, a parità almeno con il Papa. È lì che proprio Venezia inizia il suo cammino di indipendenza, quando decide di mettere da parte, improvvisamente mettere da parte, no, il patrono che è un po' deboluccio, sarebbe Todaro, no? Santo Doro di Amasea. È un patrono non solo debole, nel senso che non ricorda quasi niente, ma è anche un patrono che era stato dato a suo tempo della vittoria contro Pipino il Breve sulla lotta fra Malamocco e poi Ridus Altus, era stato dato dai greci, che hanno detto vi diamo noi un patrono, San Sergio Bacco, che è il patrono dell'esercito bizantino, nella chiesa che poi diventerà San Pietro di Castello, la sede del patriarcato, e poi vi diamo anche San Teodoro, no? Che i veneziani ribatterono San Teodoro, ma che è un santo appunto che non ha questa forza di potersi contrapporre. Ecco quindi che Giustiniano Partecipazio, il doge che appunto conferma la capitale a Rivo Alto, quindi Rialto, conferma la capitale Rialto e non più Malamocco, diciamo che ha questa idea, perché poi, come tutti sappiamo, un po' è stato inventato dal mito, un po' non ci sono documenti che attestano effettivamente che poi San Marco sia stato effettivamente traslato da Alessandria a Venezia. Se ne perdono anche le reliquie e quando viene ritrovato a caso dietro un muro, si vede un braccio che pende, tutti dicono ecco qua, questo è il corpo di San Marco. Ma qual è la questione politica, qui dicevo, che Venezia mette in chiaro? È il fatto che adesso noi, dice il Doge, adesso noi abbiamo San Marco. San Marco che va ricordato tra tutti gli evangelisti, non è nemmeno scelto a caso. San Marco tra tutti gli evangelisti è anche quello che ha conosciuto Pietro, perché San Marco era bambino, lo scrive sul suo Vangelo, e dice io ho conosciuto Pietro, quindi Pietro che poi è quello sulla pietra sulla quale poi si fonda la Chiesa cattolica. Quindi San Marco e Pietro vanno praticamente di pari passo, e se il Papa rappresenta tramite San Pietro Dio in terra, alla fine il Doge rappresenta San Marco a Venezia.
e con questo modo di mettersi alla pari con il Papa nel rappresentare una divinità è difficile, ma non impossibile, perché poi ce ne saranno almeno 3 importanti, è difficile per il Papa scomunicare una repubblica che si dice laica, ma nello stesso tempo anche molto cattolica. Sì, infatti, anche sembra quasi una contraddizione perché ci sono tante chiese, un popolo veramente Esatto, religioso, esatto, poi abbiamo esatto, anche Paolo Sarpi, insomma, figura importante, esattamente. quindi ecco, È una lotta questa che infatti si sposta dal il campo religioso, diventa un campo politico. Il Papa fino all'editto di Costantino, che poi scopriremo 2 secoli dopo è stato inventato di sana pianta, non ha un suo stato, un suo territorio. E il papato si inventa di sana pianta il fatto che Costantino abbia promesso al Papa i terreni che erano stati un tempo dei bizantini in Italia. Ecco perché lo stato della Chiesa ha quella conformazione abbastanza strana, per cui da Roma arriva fino a Rimini e a Bologna, quasi come fosse una mezza S, lambendo quasi il territorio di Venezia. Ma qual è il tema? È che il Papa che diventa Papa Re ha un territorio e una autorità, un'autorevolezza religiosa, sulla quale Venezia però non ci sta. Perché? Perché se dovesse accettare l'autorevolezza papale diventerebbe vassallo. Venezia non vuole essere né vassallo dell'impero e tantomeno vuole essere vassallo del Papa. Questa posizione che viene assunta dalla Repubblica immediatamente ha anche una sua giustificazione che poi porterà il Papa, che poi dirò anche il nome, a dover accettare questa posizione di Venezia. Lo dovrà fare perché poi Venezia, come per le scomuniche papali, continuerà sempre la sua vita senza che la scomunica potesse avere alcuna conseguenza all'interno dello Stato. Qual è il punto in cui il Papa deve riconoscere al Doge, unico sovrano in Europa, la possibilità di fare un vescovo? È il Doge Marino Morosini. Il Doge Marino Morosini, eletto nel 1949, nel Senato in Palazzo Ducale, sotto il suo ritratto c'è il motto in latino che dice: dotai il primicerio di bastone pastorale e di mitria. Cosa combina Marino Morosini, che tante cose ha seppellito a San Giuseppe di Castello in un monumento che è bellissimo e chi va ci vada a vederlo, perché nell'altare a fianco c'è il pagliotto di un altro altare che riporta lo schieramento della battaglia di Lepanto, uno dei pochi che sono a Venezia. Cosa dice? Innocenzo IV è costretto, nonostante dica: ma perché Doge tu fai un vescovo quando il vescovo li fa solamente il Papa? E Doge risponde: io discendo dal Dux, il funzionario imperiale, il Dux che era stato qui a governare queste lagune, mandato dall'imperatore di Costantinopoli, e l'imperatore di Costantinopoli, cioè l'imperatore dell'impero romano d'Oriente, discendeva a sua volta dagli imperatori romani, i quali erano loro che nominavano i religiosi. Al tempo dell'impero romano lo Stato era al di sopra degli uomini di chiesa. Quindi dice il Doge: cosa facciamo noi qui a Venezia? Noi abbiamo ereditato dalla Costantinopoli la stessa autorità di nominare i vescovi, e così noi facciamo. Il Papa tenta più volte di dire non mi sembra, ma Venezia capisce che questo è un punto fondamentale per mantenere la sua indipendenza, e il Doge e poi il Senato continueranno fino alla fine della Repubblica a nominare i vescovi. Tanto che esiste una bolla, che abbiamo anche la data, 19 luglio del 1951, Innocenzo IV è costretto ad ammettere, e avverte tutta la cristianità, che il Doge di Venezia è nella condizione di nominare il vescovo. Il Doge poi traslerà questa sua opportunità al Senato, e fino alla fine della Repubblica i senatori sceglieranno i nuovi vescovi di tutte le città dello Stato veneto, con quindi la particolarità che chi studia queste cose conosce, secondo cui nello Stato veneto non è mai esistito un cardinale, solamente vescovi. Perché? Perché il cardinale è principe della Chiesa e Venezia, come è noto, non sopportava i principi, e l'unica autorità, la più alta autorità dello Stato, era il Doge, di per sé principe serenissimo, ma nessun'altra autorità, nessun altro principe poteva entrare nello Stato, quindi solamente vescovi. Questo rapporto Venezia e il papato è un rapporto quindi turbolento, è un rapporto forte, perché
perché evidentemente il Papa tenta continuamente di mettere Venezia nelle condizioni di accettare le sue posizioni e altrettanto con forza Venezia risponde continuando a ripetere la sua indipendenza e sovranità assoluta anche rispetto alla questione della Chiesa, che non voleva dire essere atei e non voleva dire essere blasfemi, voleva dire il fatto che lo Stato è laico e poi ciascuno tenga e faccia la religione che più gli piace, gli confà. Ma questo essere religiosi non può in alcun modo influenzare l'ambito pubblico. Hanno scomunicato e lanciato l'intervento contro Venezia, direi hanno cominciato nell'800, ma 800 non 1800, nell'800, però tre sono quelle più importanti, che di solito anche si trovano nei libri e nelle discussioni. Quella per la guerra di Ferrara, quella per la Lega di Cambrai e poi quella famosissima di Paolo Sarpi per i due religiosi che vengono arrestati, ai quali però Venezia, come sempre, non riconosce alcuna liceità di tonaca, cioè sono per Venezia cittadini normali e devono essere giudicati dallo Stato. Mentre il Papa chiede che questi due cittadini, il Papa è Paolo V, abbastanza focoso anche lui come lo era il Doge del tempo, chiede che i due religiosi vengano mandati a Roma. Il Doge che si scontra con Papa Paolo V è Leonardo Donà, che era il campione dei laici antipapalisti e viene fatto Doge apposta. Chiede che i due religiosi vengano consegnati a Roma, Venezia si rifiuta. Cosa fa il Papa? Il Papa fa quello che riesce a fare, cioè non avendo eserciti di grandezza da poter aggredire Venezia, lancia prima la scomunica e poi l'intervento. Queste due cose che fa il Papa, in teoria, secondo il diritto canonico loro, avrebbe dovuto mettere Venezia in ginocchio e comunque fare una rivolta all'interno dello Stato in cui i cattolici avrebbero dovuto non più riconoscere l'autorità dello Stato, una cosa inimmaginabile nello Stato veneto. Un punto importante, la comunità religiosa di veneziani si sono sempre sentiti uniti al loro Stato veneziano, quindi lì non c'è stato verso. Sì, perché questa era la cultura. Venezia come città, ma lo Stato veneto in generale non ha mai avuto una rivoluzione al suo interno da parte del popolo, non perché mancasse la volontà o la forza del popolo, ma perché ne mancavano i motivi. Nessun veneto sentiva la necessità di ribellarsi al governo aristocratico veneziano. E quindi la conformazione dello spirito del tempo era che lo Stato veneziano era veramente al di sopra di ogni cosa, anche al di sopra della religione in sé. Tanto è vero che gli unici che vengono espulsi da Venezia, ma anche dallo Stato, da tutto lo Stato, sono i gesuiti, che considerandosi, se non mi sbaglio, l'esercito, i soldati di Cristo, pur essendo degli studiosi raffinati, vengono invitati a lasciare Venezia e ci rientreranno dopo sacco di anni e solamente perché alla fine Venezia lo fa quando ha necessità sue personali di avvicinarsi alla Chiesa. Ma quindi la questione della scomunica, oltre a non essere addirittura applicata ed essere vietata la sua affissione sui portali di tutte le chiese dello Stato, addirittura per dare una mano ai piovani, ai preti, di poter continuare a ufficiare la messa senza incorrere loro stessi nella scomunica papale, Venezia fa una cosa abilissima, secondo me, proprio tipica di una classe dirigente di altissimo livello, promette la morte a chi si rifiuta di fare sta cosa. Quindi dice: se voi non ufficiate la messa, noi vi impicchiamo. Questa cosa naturalmente non accadrà mai, perché detto questo, allora i preti dicono: per salvarmi la vita io devo fare messa. E quindi loro sono salvi, perché devo dire al Papa: non posso rischiare la vita per non fare messa. Nessun prete in nessuna parte dello Stato Veneto dirà mai: preferisco morire che piuttosto che fare messa in un Stato che è stato interdetto. Ma i piovani, questi sacerdoti, i preti, insomma, ecco così, uniti, così che davano anche un aiuto dal punto di vista non solo religioso, in tutte le funzioni, come hai detto, ma anche con la peste, certo. avevano questa funzione anche di tenere i registri di nascita, di morte, di certo. eccetera. No, ma erano così compatti, così uniti e proprio erano, forse per il motivo che hai detto tu, ma c'era una relazione molto particolare. Non in tutto lo Stato Veneto, ma in una gran parte dello Stato Veneto, e comunque sicuramente in tutta la città di Venezia il piovano era eletto dal popolo. Ah, ecco, il piovano era eletto dal popolo.
non era ordinato dal vescovo, non era ordinato da nessuno, era il piovano parrocchiale, Sì. doveva ottenere almeno il consenso dei suoi parrocchiani. Una cosa incredibile, pensare che ogni volta che a Venezia moriva il Piovan, il nuovo doveva passare ad elezioni ed essere quindi eletto e quindi gradito alla parte sua. Questa cosa aveva anche un senso, perché non ha un senso per la questione del diritto canonico, ma ha un senso civile perché poi il parroco viveva di ciò che i parrocchiani erano disposti a dargli, mangiare, bere, la candela per la notte, Certo. quindi doveva essere ben voluto e farsi ben volere. Con una particolarità, nella particolarità, e questa è unica, che io sappia, unica in tutto lo Stato Veneto e forse nella cristianità, che il Piovan della chiesa vicino a San Giovanni Rialto, San Mattio di Rialto, che oggi è diventato un deposito di frutta e verdura, ma la chiesa si vede ancora, il Piovano di San Mattio di Rialto era eletto dall'Arte dei Beccheri. Quindi l'Arte dei Beccheri aveva il privilegio unico in tutta Venezia e probabilmente in tutto lo Stato di poter eleggere il piovano di quella chiesa. Quindi la relazione tra i religiosi, anche diciamo così quelli di più bassa lega, i popolari eletti dal popolo, e i vescovi che nel 100% della loro provenienza era quella delle fila dell'aristocrazia veneziana, perché erano eletti dal Senato. Quindi la Chiesa si conforma a quello che lo Stato vuole che la Chiesa sia. Se ci sono uomini pii che vogliono curare le anime, facciano quello e non si occupano di politica. Certo. Ma Cesare, allora, il Pievano, i sacerdoti, no? Come si formavano? Noi abbiamo il concetto così, i seminari si formavano determinati Allora, anni di sì, studio, perché insomma il prete sembra una persona certo, preparata, che sa leggere, scrivere, certo, interpretare. naturalmente. Dove si formavano, Cesare? A Venezia in particolare i seminari erano due, oltretutto, Ecco. non era solamente uno, i seminari erano due, e c'erano seminari in tutte le capitali delle province. Quindi il seminario, il prete si preparava in qualche modo ad amministrare le anime. A Venezia però i seminari erano due, non era uno solo. Uno era il seminario patriarcale che preparava i piovani, che poi venivano sottoposti al gradimento popolare, e probabilmente anche nello Stato Veneto. Poi dipendeva anche molto dallo statuto della città, no? Perché noi sappiamo che tranne Padova, che è stata conquistata, tutte le altre città del Veneto e del Lombardo Veneto, Brescia e Bergamo, e Crema, e per un periodo anche Cremona, sono città che si sono date a Venezia, e dandosi a Venezia hanno ottenuto da Venezia il rispetto dei loro statuti. E questo è anche un piccolo inciso che va fatto, perché molti dicono ma in realtà lo Stato veneziano, lo Stato veneto è sempre stata una cosa più sulla carta che nel rapporto fra le varie comunità. Ed è vero, perché Venezia non aveva di per sé, come posso dire, si era legata alle mani da sola, dando alle città che si erano date un'autonomia che poi può sembrare impossibile, ma era così, un'autonomia di statuti che poi veniva anche difesa dai provveditori veneziani che venivano mandati a rappresentare il governo in quella città, cioè il rettore veneziano di Verona spesso scriveva a Venezia dicendo che qualche magistratura veneziana aveva leso il diritto della città di Verona. Quindi ogni statuto poi magari prevedeva qualcosa di diverso, ma a Venezia fondamentalmente erano due, per quel motivo che ho ricordato all'inizio. Perché? Perché anche i primiceri erano due. Uno era il primicerio della chiesa patriarcale di San Pietro di Castello, l'altro era il primicerio della chiesa di San Marco. La chiesa di San Marco, che era cappella privata del doge, quindi non era una chiesa del patriarca, era la cappella privata del doge. Il doge, in quanto investito dalla bolla pontificia nella capacità e nella possibilità di nominare un vescovo, quel vescovo aveva bisogno di un primicerio, e quindi quel seminario patriarcale che c'era accanto alla Chiesa della Salute è sempre stato il seminario patriarcale del patriarca di Venezia. Il seminario dogale stava invece dove oggi sono i giardini pubblici napoleonici, ed era affidato, addirittura i veneziani non si fidavano minimamente nemmeno degli ordini religiosi. Quel seminario ducale si chiamava, quindi fra la chiesa di San Nicolò di Castello
e la chiesa di Sant'Antonio di Castello, proprio dove oggi ci sono i giardini che hanno distrutto tutto, c'era il seminario affidato ai padri comaschi. L'ordine dei comaschi è un ordine veneziano, è istituito dalla Repubblica ed è formato esclusivamente da sudditi, quindi da cittadini della Repubblica, non ce ne sono altri, quindi chiunque servisse e diventasse padre comasco era certamente veneto al 100% e aveva l'obbligo di prepararsi a servire il primicerio e magari a diventare esso stesso il primicerio, che poi serviva il doge assieme al patriarca di Venezia. Quindi venivano preparati anche come, posso dire, anche come parte burocratica, quindi funzionari più che preti a quel livello, funzionari di un impero, che era quello veneziano, che aveva deciso che il doge, e lo farà ancora di più nel 600 e nel 700, che aveva deciso che il doge rappresentava San Marco in terra e quindi aveva bisogno esso stesso di un prelato che fosse prelato, ma che non fosse tanto lontano dal considerarsi prima di tutto un cittadino veneto o veneziano, e quindi avesse l'amore per la patria e non l'amore per Roma. Quindi c'era una formazione precisa in questi seminari certo. per preparare sia spiritualmente certo. ma anche burocraticamente, amministrativamente. Naturalmente. È da dire che mentre i piovani, i preti erano preparati alla questione spirituale, ma anche, come abbiamo visto, e l'hai ricordato molto bene tu, anche amministrativa, no? I matrimoni, i battesimi, le morti, le nascite, sono tutte cose che vengono fatte perché si stima che il prete conosca tutto della sua parrocchia, no? E quindi sa essere più utile che un funzionario. Però poi man mano che si sale la scala, il vescovo che viene mandato, sì certo, a tenere la diocesi, è comunque un appartenente alla nobiltà veneziana e quindi va a fare il vescovo, ma non si dimentica certo che pur essendo vescovo fa parte di un'elite che deve far di tutto per far conservare la grandezza e la forza dello Stato. Certo, quindi un'organizzazione, uno spirito di unità assolutamente, e di collaborazione assolutamente. per lo Stato che insomma tre interdetti non hanno prodotto nessun effetto e quindi la comunità... Tre interdetti non hanno prodotto, non solo non hanno prodotto nessun effetto, ma hanno fatto infuriare i papi. Beh certo, su quello per esempio più pesante per Venezia, che è stato quello lanciato da Giulio II nella Lega di Cambrai, poi capisce che i francesi arrivati in Italia tutto hanno interesse di fare tranne che poi andarsene, la diplomazia veneziana lavora molto bene e alla fine Giulio II si allea con i veneziani e comincia a lanciare l'interdetto contro i francesi. È evidente che anche quando Giulio II nel 1513 mi sembra si riesce a toglie l'interdetto, perché ormai ha cambiato le alleanze, quindi Venezia ritorna alla figlia prediletta, è doge Leonardo Loredan che dice, quando gli comunicano, fa serenissimo, il Papa ha tolto l'interdetto, e lui risponde: e di cosa dobbiamo festeggiare? Per noi non è mai esistito. E difatti Venezia non festeggia, dice non ci ha mai dato problemi, non l'abbiamo mai considerato, di cosa dobbiamo rallegrarci? Ma noi vediamo anche quanto fosse forte il senso religioso, perché in occasione delle due grandi peste 1575-1630 c'è questa invocazione dell'aiuto divino e abbiamo due grandi opere, il Redentore e la Basilica. No, certamente sì, ed è... va data una lettura veramente di un forte senso religioso della comunità che si stringe intorno al suo Senato veneziano e dà luogo a queste due grandi opere monumentali che ci hanno lasciato. Certo. Con una particolarità però che ho già detto e voglio ripetere perché è fondamentale nel discorso nell'argomento che abbiamo affrontato oggi. Vero la questione che riguarda la chiesa del Redentore, in cui appunto finita la peste si decide di alzare un tempio per ringraziare la divinità di quanto è successo. Ed è comunque uno spirito genuino, nel senso, come dicevo prima, i veneziani sono cattolici, ma come dicevano spesso al Papa, sono prima veneziani e poi sono cattolici. Con questo non vuol dire essere blasfemi, vuol dire aver presente l'interesse della patria, e all'interno dell'interesse della patria c'è anche la possibilità di essere religiosi, ma senza che la religione abbia il sopravvento sull'interesse della patria. E questa cosa, se non è nella Chiesa
nella Chiesa ancora del Redentore, esplode invece molto forte nella Chiesa della Salute. La Chiesa della Salute è, tra virgolette, contrabbandata come la Chiesa elevata dal Senato per liberarsi dalla peste. Ma se uno va a leggersi le carte precedenti alla costruzione della Chiesa, cioè quando si comincia a discutere in Senato dobbiamo fare una Chiesa perché sta peste maledetta vada via, l'occasione, anche in seguito all'interdetto, in seguito a tutte le cose che sono già successe con il Papa e come vanno peggiorando, perché poi molti nobili veneziani apertamente si dichiarano papalisti, e cioè dichiarano di avere a cuore gli interessi di Roma a Venezia, cosa che farà spopolare il Senato, perché parlando di politica, di leggi che avevano a che fare con Roma, dal Senato dovevano uscire tutti quelli che avevano o si supponeva avessero degli interessi con Roma o attraverso Roma, quindi molto spesso il Senato diminuiva anche della metà dei componenti per continuare a legiferare. Ma la Chiesa della Salute, dicevo, ha questa fortissima iconografia che poi, nel momento in cui il Senato, arrabbiatissimo con il Papa, vuole fare di quella Chiesa una Chiesa di santi veneziani, perché ricordo che anche in questo Venezia reclama la sua indipendenza. I santi della Chiesa Cattolica non sono i santi della Repubblica di Venezia. Venezia ha i suoi santi che sono naturalmente santi chiesti e fatti santi del Papa, ma sono sottoposti nomi di gente piissima, naturalmente in grosso modo, in grosso numero sempre nobili, che hanno avuto comportamenti per cui il Papa li ha ritenuti potessero essere santi. Ecco, quella Chiesa doveva essere il pantheon dei santi veneziani. È solamente grazie al dibattito in Senato di Andrea Tron, che è un senatore che al tempo veniva chiamato il Paron del Senato, che fa presente ai colleghi, dice: guarda, noi abbiamo problemi con gli austriaci, problemi con i francesi, problemi con gli spagnoli, adesso ci mettiamo a avere problemi anche col Papa, vuol dire che questa Repubblica avrà da finire a breve tempo. Il Senato ci pensa sopra, dice sì, hai ragione, eccetera, eccetera. Cosa succede? È tutta barocca fuori, perché su quelle volute ci sarebbero dovuti stare i santi veneziani, vengono messi invece santi della tradizione romana. Con la differenza che però la Chiesa ha due cupole, e queste due cupole hanno un'importanza fondamentale nell'iconografia di cosa vogliono rappresentare. Perché? Perché sulla cupola maggiore ci sta la Madonna Maria della Salute, che però non è Maria e sta là a rappresentare se stessa. Non ha nemmeno in mano Maria, non tiene in mano quel tocco che generalmente ha Maria a simile di bastone. Se lo vedete da vicino con un paio di canocchiali, andate a vedervi la statua originale che è dentro il Palazzo Ducale, perché quella è una copia. Maria ha in mano il bastone che teneva il Capitan General d'Amar. Perché Maria tiene il Capitan General d'Amar? Perché la Chiesa con due cupole, nella seconda cupola che c'è? Nella seconda cupola c'è Marco. E se voi guardate la Chiesa della Salute, non per quello che vi rappresenta o vi fanno vedere, cioè la Chiesa con cui abbiamo vinto la peste, ma guardate la Chiesa per come i veneziani l'hanno voluta veramente, una nave. Maria sta al centro della nave, ma chi sta al timone? È Marco. Quindi vuol dire che la Chiesa rappresenta la devozione dei veneziani, che però non hanno escluso assolutamente ancora una volta il fatto che lo Stato, tramite Marco, di cui il Doge è rappresentante in terra, ha partecipato con quello che ha potuto a sconfiggere la peste, che non è un merito solo di Maria tramite il Papa, è un merito anche dello Stato tramite Marco. Se poi entrate nella Chiesa della Salute e vi avvicinate all'altar maggiore, noterete una cosa che non è tipica in nessun altare della cristianità, e cioè c'è uno simbolo dello Stato che è elevato agli onori dell'altare. A sinistra c'è Maria, a destra la peste che scappa e il puto con la fiaccola che sta tentando di bruciarla, a sinistra sotto Maria c'è sta Venezia nella figura di donna, ma al centro del gruppo scultoreo, non a lato, al centro del gruppo scultoreo ci sta il cuscino e sopra la corona del Doge, il corno. Questo a significare che quella chiesa è sì una chiesa che parla di vittoria sulla peste, naturalmente, perché lo scopo è quello di dimostrare la cristianità della città,
ma non si è venuti meno nemmeno nel 1600 a quello che si era cominciati a dire nel 697, e cioè che questa chiesa è stata fatta per onorare Maria, per onorare la divinità, ma tutti si ricordino che lo Stato Veneto fuori è rappresentato da San Marco, in questa chiesa, dentro questa chiesa è rappresentato dal Corno Dogale, cioè lo Stato che ha contribuito a esso stesso, perché è stato i veneziani a inventare i lazzareti, sono stati i veneziani a inventare la quarantena, sono stati i veneziani a inventare la bandiera gialla che viene ancora usata adesso a bordo delle navi per segnalare che a bordo c'è un'infezione, una pestilenza. Quindi è stato lo Stato a dare una mano concreta a quello che poteva fare. Noi non siamo migliori di Maria, naturalmente, perché siamo poveri peccatori, ma è lo Stato che ha dato una mano enorme perché questa pestilenza finisse. Ecco quello che rappresenta veramente la Chiesa della Salute. Non è un tempio alla fine della peste, è un tempio alla fine della peste grazie a Maria e grazie allo Stato. Bene, allora veramente rapporto insomma difficile, ma che lo Stato veneziano ha sempre tenuto saldo e quindi nessuna assolutamente assolutamente sì. Da nessuno, assolutamente. Ringraziamo Cesare Peris, storico, grande esperto, conoscitore come avete visto. Grazie a te per l'opportunità. Ciao.